iniziati i primi passi, hanno mosso i primi passi. Una volta effettuati i calcoli, Aurelio Pantanali si è anche reso disponibile per insegnare ai ragazzi che cos'è una meridiana, come funziona, qual è la sua importanza, quindi ha tenuto una bella lezione in cui li ha coinvolti e insomma li ha appassionati a questa idea. Da lì poi l'elaborazione del progetto, a cui abbiamo dato il titolo di Luce e Ombra come percezione del tempo. Abbiamo scelto di far partecipare le classi terze, quelle già in grado di poter elaborare una raffigurazione adeguata. Siamo state impegnate, insomma, la professoressa Trongi per la parte artistica ovviamente e io per la parte relativa al motto. Eccoli qua i ragazzi che cominciano a studiare i concetti. Nel frattempo Aurelio Pantanali aveva predisposto il quadrante e ci aveva dato su carta formato A3. I ragazzi hanno cominciato a far lavorare le idee, divisi in gruppi, hanno predisposto 15 ipotetiche raffigurazioni per la meridiana. Ma una meridiana non è tale se non ha un motto, e quindi io mi sono occupata della realizzazione del motto. Visto che oltre a insegnare italiano insegno anche friulano, abbiamo pensato che sarebbe stato carino farlo proprio in questa lingua che è la nostra lingua madre. Ecco, una volta elaborate le idee, i ragazzi le hanno riproposte su scala un po' più grande perché dovevano essere messe in concorso, quindi ci volevano dei lavori molto ben visibili. E qui eccoli qua, tutti pronti a lavorare, vedete la realizzazione dei fogli più piccoli, poi dei fogli più grandi, e qui insomma c'è stata veramente un'elaborazione molto importante, perché insomma riprodurre tutto in scala in modo preciso, poi la collega è particolarmente attenta a tutte queste cose, e finalmente il concorso. Abbiamo recuperato in qualche sgabuzzino dei vecchi cavalletti che insomma ci hanno permesso di allestire in modo molto così accattivante la mostra con la quale abbiamo occupato di fatto tutta la scuola. C'erano i 15 bozzetti con i disegni e poi anche i 18 motti preparati, inventati dai ragazzi. Eccoli qua, i risultati del concorso, fermiamoci un attimo su questo. Allora, votanti 235 perché hanno votato tutti i ragazzi della scuola, abbiamo votato noi insegnanti, ha votato tutto il personale di segreteria, e la meridiana che è risultata prima classificata è stata quella che vedete poi sullo sfondo, quella che sarà realizzata. Eccola qua, ancora incompleta, manca infatti il motto che è: il sole illumina la vita, i libri se illumini la mente. Il sole illumina la vita, i libri illuminano la mente. Ma vediamo anche gli altri che si sono piazzati bene. Il secondo che rappresenta una strada che va verso il futuro, e il terzo un insieme di fogli con delle scritte ancora fatte a mano, ancora con penna e calamaio, e parte però da un tempio classico che vuole rappresentare in qualche modo la cultura. Eccoci qua. Allora, una volta completato il concorso ci si può dedicare, fermiamoci magari un pochino, ci si può dedicare alla predisposizione della meridiana vera e propria. Allora, ovviamente non sarebbe stato possibile far lavorare i ragazzi direttamente sulla parete, quindi si è pensato di predisporre un pannello sul quale Aurelio Pantanali ha disegnato il quadrante, e poi è stato compito dei ragazzi predisporre lo sfondo, colorare insomma i numeri e tutti i segni che servono a dar vita alla meridiana, e quindi applicare quelle che sono le immagini che loro hanno scelto per dare un senso a quel lavoro. Eccoci qua, i ragazzi lavorano a piccoli gruppi. A questo punto insomma si sono riorganizzati in base alle competenze che ciascuno di loro aveva dimostrato di aver acquisito durante il percorso della scuola media. Ed eccola l'opera compiuta nella sua interezza, con il dettaglio sul libro sul quale compare il motto scelto.
E vediamo ecco, di raccontare perché quel disegno. I ragazzi si sono ispirati a un libro visto aperto su un balcone e hanno pensato che quello potesse essere una bella metafora della scuola che loro stavano frequentando. Le pagine di quel libro aperto sarebbero diventate proprio loro, gli alunni che erano pronti ad aprirsi e spiccare così il volo verso il futuro. Una volta elaborata la prima ispirazione, il passo successivo è stato immaginare che in effetti a scuola si lavora non solo con la carta ma anche con le matite e con i colori. E allora perché non caricare ogni matita di una qualità, a rappresentare tutto quello che i ragazzi devono utilizzare per poter andare avanti, ma anche devono poter acquisire pian piano, cioè gentilezza, grinta, impegno, fiducia e anche ovviamente determinazione. Il tutto in un portapenne che è stato dipinto di verde, vedo speranza che il futuro sia sempre positivo, e ha questa scritta Future, non è un errore, ma è volutamente in inglese, perché insomma a scuola si impara l'italiano, però siamo friulani, quindi il modo è friulano, e l'inglese in qualche modo rappresenta quello al quale aspiriamo, no? Quello che dobbiamo ancora raggiungere. E ancora una cosa da immaginare, lo sfondo. Lo sfondo doveva servire a legare tutti questi concetti, quindi a rappresentare in qualche modo il ciclo della vita. Si sono scelti due colori, il giallo e il blu, a rappresentare il giorno e la notte, e due colori che si compenetrano a vicenda e rendono vivo tutto il quadro. Proseguiamo adesso per andare a capire, e poi ci fermiamo un attimo, qual è il concetto chiave della meridiana. Allora, il concetto chiave è l'albero che è un melograno, l'albero che rappresenta vita e abbondanza e che non è posto in una posizione casuale, ma è proprio il cuore della meridiana. Infatti dalla chioma frondosa, insomma ricca di questo albero, spunta proprio l'ognomone. Quindi l'idea è di rappresentare la scuola, ecco, vedete invece le radici che posano sul quadrante. Quindi rappresentare la scuola come il momento che dà nutrimento alla vita dei ragazzi e li prepara poi a coltivare la loro pianta, insomma, fino a che potrà dare dei frutti numerosi e ben maturi. Eccolo qui, fermiamoci un attimo qui a ragionare. Il motto è scritto in friulano, dicevo sul libro più grande, con una grafia antica, anche forse un pochino incerta, quasi fosse quella di un amanuense. Poi è riportato più in alto in italiano, in modo più sicuro e regolare, a indicare proprio un percorso che viene compiuto dai ragazzi. Eccoci qua, però bisogna installare la meridiana e quindi qui abbiamo avuto la preziosissima e fondamentale collaborazione del genitore dei nostri alunni, che si è reso disponibile, per procurare il mezzo, prestare la sua opera materialmente e dare anche ovviamente tutto quello che era possibile per poter applicare la meridiana sulla parete che avevamo scelto. Ecco qui Aurelio che pone l'ognomone e quindi dà il tocco finale all'opera. Fermiamoci un attimo che descriviamo. È abbastanza semplice nella sua lettura e l'abbiamo voluta proprio così perché i ragazzi potessero facilmente capire ciò di cui stiamo parlando. Si può leggere dalle 8 alle 16 e al suo massimo diciamo proprio nel momento in cui finisce la scuola. Prego. Eccola qui, campeggia sulla parete della nostra scuola e la meridiana quindi diventa una bella immagine che accoglie, no? E che ci fa
che accoglie bene insomma tutti i ragazzi che verranno da noi e rappresenta la scuola che deve educare, formare e guidare i ragazzi. Allora, ovviamente, prendiamoci un po', bisognava inaugurare la Meridiana, che avevamo nel frattempo ricoperto con un telo. Per l'inaugurazione è stato scelto l'ultimo giorno di scuola e già omaggiato dalla sua presenza anche il nuovo sindaco appena eletto. Ecco un momento di musica per rendere più lieto l'evento. Ed eccoli qui, questo è il gruppo degli ideatori, coloro che hanno pensato e voluto la Meridiana proprio in quel modo. Qui il varo della Meridiana, due ragazzi che scoprono un meccanismo ben organizzato, scoprono proprio la Meridiana, ed eccola, così come comincia a essere illuminata, lì era mezzogiorno e diciamo dalle 10:30 in poi si vede molto bene. Qui gli artisti, un gruppo più nutrito, perché hanno collaborato ragazzi di tutte le classi. Ecco, per finire, un grazie ad Aurelio, che insomma è stato l'anima di tutto questo, un grazie al signor Rizzi, che vedo con piacere qui presente insieme a una nutrita schiera di allievi, e ovviamente alla mia collega Franca, che sempre insomma, si nasconde, però è lei che veramente ha saputo gestire e guidare benissimo i ragazzi nel realizzare questo che diventa poi una bella eredità per le future generazioni. Grazie a tutti. Non sarebbe stato possibile senza Gisella e senza Aurelio. Grazie, perché i ragazzi insieme a me sono riusciti a portare a termine quest'opera che per me è fondamentale.